parlavamo di stebiga che eravamo militanti, eravamo giovani, eravamo liceani, non avevamo mica un pensiero di stentare la vita, podiamo fare ciò che noi vogliamo, teatro, senza questo pensiero qui di cosa sarebbe un nostro mestiere, un nostro lavoro, come campare. E poi più tardi, quando noi siamo diventati artisti, che è diventato il nostro mestiere, per noi era un'evidenza. Per la gente appena me non capiano mica che, per esempio, un artista si avesse pagato per la sua prestazione. E anche oggi, quante volte ne ho badrizia, la gente ci dice, e quando voi partite da yoga, vi pagano viaggio? E ma di beh, e poi ci pagano di no. Ah bon? E sostunati. Allora, sapete che siamo abituati male a gente perché diciamo all'epica al servizio di una causa e come di oggi non siamo al servizio di nessuno, di nulla, siamo liberi di creare e sta creazione, bella sicura, porta assai a tutti. A gente, a Corsica e poi a un mondo forse. Per io penso che la dice Patrizia è che ciò che mi intamo di un fatto di un teatro militante e l'abbiamo fatta perché dopo abbiamo partecipato ancora all'epoca con l'Albino, quando facevamo serate militanti, dopo veramente, infatti, l'evoluzione gli ha avuto il fatto che ne abbiamo fatto noi il nostro mestiere, ma io non capivo mica di farci pagare e come potevamo fare, perché campate io puoi campare quando vai al teatro, perché è un lavoro, non aspettiamo mica che la gente ci chiami, è un lavoro. C'è che dire anche di pagare l'entrata di un nostro proprio spettacolo per partecipare. E questo era importante. Patrizia, sta qui. Sta con noi. Invece di va passare bene. Allora, no, vuol dire che l'epica di un militantismo era l'epica di un militantismo e l'abbiamo fatta perché eravamo impegnati in questa mossa qui, dopo l'affare sono evoluati, ora l'affare sono cambiati. Va più chiaro. Era di oggi, dall'anni di Radio 90 è giunta la professionalizzazione, è giunto lo statuto di intermittent o altro, gruppi che si sono costituiti come intraprese o come società, le affari sono cambiate, la gente aveva quantunque penso che la capisce vecchi. Pensate quantunque che c'è una malintesa e quantunque è un progresso, eh? No, lui che aveva tutto ognuno capisce che ognuno può se l'ha scelto, se l'ha fatto questa scelta lui campa di noi di un canto, di un teatro, di tutte le arti che sono mestieri e chi domandano chi chiamano remunerazione di noi normale. No. No, pochi, ma è vero che c'è stata una transizione in due gente, come lamentava Patrizia. Oggi. E chi cercava di noi, a tutti noi, di andare a portare uno strumento per di noi ovare, di Gerardo sia che le siano umanitari, che le siano per aiutare uno all'altro, anche loro i prigionieri che ne hanno bisogno. Penso che siamo sempre disponibili in un questo senso qui, ma chi uno impegno di per certi, penso a Patrizia che non fa che ma chi certi sono professionali, chi ce la scelta così, ma altri sono a tempo, hanno un mestiere a tempo, sono cantarini, esiste sempre di noi questa maniera di funzionare. E anche di grazia che esiste, perché è questa che porta, diciamo, come posso dire, questa che porta, che fa un pannello più grande di creazione.
E dico, quando dico professionale intendo senso è campa di sarte e certe volte i professionali non sono mica meglio che quelli che sono amatori, perché infatti la creazione che è portata e parlo a tutti i livelli, di è che ci sia un panino così grande di gente che scrive, che canta, che gioca, che suona, perché ci permette, anche pure a noi che campiamo di sarte qui, ci permette di fare un'evoluzione di poter lavorare con altri e evoluare. E si può rimarcare che da un momento che noi siamo professionalizzati, abbiamo fatto esce il ganto da Corsica e conoscendo il mondo usano. Sa libertà ha permesso di andare assai più lontano del mondo. Dunque si tratta di appaggiare diciamo, a complessità della società, di questa visione appena stereotipica che ne avevamo ammintato prima, la complessità della società e poi dopo la specializzazione di differenti, al di là della professione, si potrebbe parlare di ruoli sociali, di ciò che fa che è una società complessa. La complessità della società a un momento dato ha bisogno di organizzarsi in settori che siano performanti per poter andare a una produzione come quella che tu dici, una produzione che si può esportare, una produzione che si può accrescere, approfondisce, arricchisce, ha bisogno di strutture, ha bisogno di strutture solide, non può mica essere lasciata così all'improvvisata permanente e a disponibilità di questo o quello, anche pure se non si deve mica stantarare, diciamo, l'iniziativa di un insieme sociale che deve essere sempre libero e poi dopo c'è la libertà dell'individuo. No, io dunque sono contento assai di aver inteso rammentarsi a fare così, di vedere che poi non c'è mica nostalgia, quindi è una oggi se c'è una nostalgia più di sorriso, di tenerezza, che di rammarico. Non sento mica a gloria. Io mi dico che siamo stati fortunati, proprio fortunati di campare a queste qui. E dunque... Dico, scusate, chi è stato in Ucraina, che ci ha arricchito, di tutto il suo percorso che arricchisce l'individuo e che se non si muove, che non si muove anche per via di tutto il gas che ne muove. Ciò che ci vorrebbe realizzare, ma forse avremo un altro momento, di una piccola lettura di testi che Bodigia di Petrusar.